Giovedì 12 giugno ci troviamo presso la sede di ANCI del Veneto a Selvazzano perché è il momento in cui viene fatto il commiato ufficiale da parte del presidente Giorgio Dal Negro. Prendono le funzioni Maria Rita Busetti con il vicepresidente Pierantonio Tommasi. Ma anche un momento importante perché si ribadisce l'importanza da parte dell'ANCI del Veneto della proficua collaborazione che deve continuare ad esistere tra i GAL e quindi la possibilità di fruire delle risorse da parte dell'Unione Europea attraverso la regione e i comuni stessi della regione del Veneto. GAL che hanno avuto un ruolo strategico, un trade union importantissimo tra le pubbliche amministrazioni e l'operatività dei territori tra il pubblico e il privato. Accorpare tutte le funzioni in capo alla regione o diminuire drasticamente il loro numero lasciando delle zone completamente scoperte come l'area della pianura potrebbe essere un danno per l'amministrazione dei comuni che già devono far fronte alle carenti risorse per i patti di stabilità. Una soluzione può essere trovata, intanto puntualizzare l'aspetto saliente della valenza di questi GAL territoriali, questi gruppi di azioni locali diventa determinante e questa è l'occasione significativa per farlo. Presidente, la questione è quella dei rapporti con i GAL è strategica in un momento come questo in cui i comuni sono strozzati dal patto di stabilità e dove forse un'unione, una collaborazione può dar vita anche a delle proficue esperienze e realizzazioni pratiche. È sempre stata una strategia consolidata nella regione del Veneto, avere come dire, la regione, i comuni e gli enti istituzionali come il GAEL che ricevono attraverso l'Unione Europea e poi via via con un cordone ombelicale regioni, comuni, GAEL stessi, tutta una serie di finanziamenti che sono messi a disposizione della comunità, ma sono anche tutte operazioni di tipo particolare perché come dire, non è una gestione ordinaria, il GAEL interviene quando ci sono problemi per le città, per i comuni, per i sindaci e quindi per la gente, sono enti secondo noi difficilmente sostituibili. Dall'Europa arrivano come dire, indirizzi e finanziamenti per fare delle attività, i GAL lo sperimentano anche nella collaborazione tra pubblico e privato, uno sviluppo che non può che essere condiviso da tutti perché sia durevole e sostenibile. Ecco perché dico l'esperienza dei GAL è un'esperienza che ha visto gli enti locali, i comuni del Veneto e non solo, ma anche le camere di commercio, le associazioni di categoria, le rappresentanze di tutte le forme di impresa, quindi artigianato, commercio, industria, collaborare nella precedente programmazione, quello che noi auspicheremmo continui anche con la prossima. Presidente, la difficoltà dei comuni è nota a tutti, adesso anche un discorso di fiscalità da riuscire a sistemare. L'opportunità dei GAL può essere colta, ma attraverso i GAL, attraverso la regione, come la vedete voi? Allora, io sono sempre stata dell'idea, e ho sempre condiviso questa idea con il mio Presidente, che ci deve essere un dialogo continuo e costante sul territorio tra i comuni e la regione, quindi tra l'ANCI e la regione. E su questo manterrò la linea che abbiamo scelto fino a quando avrò questo incarico di Presidente.